Gaetano, qui sto qua io. Sì, sto qua. Ma volete venire o no? Devo venire là. Che volete venire là? No, signore. E allora venite avanti. Vengo, vengo. Ma come volete venire o no? Vengo. Allora venite. Ma che state facendo? Venite qua e fate il giuramento. Don Gaetano, mi raccomando, occhio La battaglione. verità, tutta la verità, nient'altro è la verità. Lo giuro. La mano sinistra, giurato. Con la mano sinistra mi fate giuro. Con la mano sinistra. Lo giuro. Sopra la mano. Qua dovete giurare. Qua. Qua sopra la P. Lo giuro. Bravo. Questa casa a chi serviva? La ballerina Mararciò? Sì, signore. Capite? Sì. Sì, signore. Dovete alzare la voce perché io sono un po' sordo. Ma dai, ci tagliamo, io non vorrei far sentire. Ma che mal morto a me di vostra moglie? Qua lo devono sentire tutti quanti. Quindi questa casa serviva alla signorina Emma Carcioffi. Sì, signore. Quando andasse per fittarla, il signor Sciosciamocca si stava contrastando con la moglie. Sì, signore. Gaetano, vieni. Non vieni. Adesso viene. Il porco. Ah, è poco. Il baccaglione. Il baccalaiolo. Il baccalaiolo porta il porco qua. Il baccalaiolo, il porco qua. Mia moglie, no, la moglie. Ah, la moglie porta il porco. Il baccaglione. E il baccalaiolo. Si capisce? La moglie porta il porco e il baccalaiolo. La moglie porta il porco e il baccalaiolo. A me. No, a lui. Ma tu non sapere che state dicendo? È lei che porta si vuole. Ci dissero parole improprie. Lui a lei e lei a lui. E alle lune a tutte e due. Ho capito. Andate a sedere, andate. Grazie, signor Ministro. Grazie, signor Ministro Presidente. Grazie, signor Ministro Presidente Cavaliere. Qualcuno l'ha settato. Dorotea Papocchi. Presente. Venite avanti. Devo venire là. Questo è il marito. Dove volete venire? Eccomi qua. Allora, ripetete appresso a me. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Che sapete di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Che sapete di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Ma che state dicendo? Che state dicendo? Rivedete appresso a me. Tengo qua pagato troppo a spalla. E allora che mi sapete dire? Non sapete niente? Niente, proprio niente. E che siete venuti a fare? E non mi avete chiamato. E poi, signor Presidente, sono venuto a dirti che quello mio marito mi tradisce per una carcioffola. Signor, ma chi è sta carciofola? Ma io ci spaccate! Signore! E poi, non sono qua per essere giustiziati! Andate a sedere! Basta, sedete! Avvocato, procedete voi. Questi babà. Spogliarella, avvocato! Questi babà. Usci! Levati la bocca. Usci! Levati la bocca. Posso avere il mangiamento? La tocca.
Signori, questa è la giocata. 8, 16, 24 sulla roda a Napoli. Bravo, bravo. Signori, questa è la giornata tanto a te e tanto attesa per lo svolgimento di questa capa. Qui non si tratta di un micillo, prima le realtà. Moderate le parole. Di un omicidio premeditato. Ma solo si tratta di una povera mula sventrata. E non è neanche un'assa e basta. Un'assa Presidente, volevo dire, assassini, ma ti dicevo di una povera moglie sventurata innanzi a voi, signor Presegio. Signora Presidente, e tutte le 5 stanze là, tutte le circostanze coincidono a suo favore. Ci sa fumata il paese. Chi sa fumata a pipparetto? Che ci ha informati la papà? E tutti insieme. La paparella ci ha informati che vedeva il suo padrone che ogni giorno grillava la moglie da sgridava la moglie e la sera se la metteva sopra. La sera succedeva il il 48.
come cameriera di casa e donna salata. Salata. Ma poteva mai dire che i suoi padroni non so se... ci ha detto che i suoi padroni si buccano da stato una parola. Ma non mi dica, io sono dopo la parola, Presidente. Ma non ti riprendere. Silenzio. Stai di casa. Ma stai di casa, quello che ti chiede. Silenzio. Resti tu. E a Marrocchie San Gaetano! Un monastero Santa Chiara. E il babbo! Giorgio. Babbo! Giorgio. Babbo! Giorgio. Babbo! Babbo! E il babocchio! Babocchio! Il babocchio signor Gaetano, uomo impotente ed incapace. Silenzio. Uomo imponente, Ma dite tutti insieme. Che diamine. incapace di mentire. Poco fa, cosa ci ha detto poco fa? Che i signori si facevano certi pumaroli sopra. Ma cosa stai dicendo? Si dicevano delle si dicevano delle parole improprie. Parole improprie. Sì. Signor